sente? Si sente? Perfetto. Uno, due, tre, prova. Sì, si sente, perfetto. Prova, uno, due, tre, prova.
Signore e signori, benvenuti a Serata d'Onore tra folklore, spettacolo e solidarietà. E benvenuti alla 35esima edizione di Serata d'Onore. Vi devo raccontare un fatto. Il 13 dicembre del 2024 mi trovavo al Salone del Grano di Rovigo. La prefettura aveva organizzato la cerimonia tradizionale degli auguri. Lì ero ospite perché in quell'occasione ebbi una grande soddisfazione di ricevere l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ma non è di questa mia soddisfazione che voglio parlarvi. Devo arrivare ad una cosa molto importante. Quella sera, fuggevolmente, mentre salutavo gli ospiti e le autorità, parlai con il prefetto e le chiesi molto velocemente: dottoressa, se ci sarà l'occasione, vorrebbe fare la madrina alla nostra serata d'onore? Lei rispose di sì. È passato 1 anno e mezzo e Sua Eccellenza, Commendator dottoressa Franca Tancredi, prefetto di Rovigo, è qui ed è la nostra madrina. Grazie, grazie, grazie infinite. È un onore grandissimo anche per il nostro paese, perché credo sia la prima volta che un prefetto, vero sindaco, mi corregga se credo sia la prima volta che un prefetto arriva qui da noi. Salutiamo allora il nostro sindaco Massimo Barboiani, salutiamo il luogotenente Paolo Colucci, comandante della stazione Carabinieri di Adria, attualmente comandante interinale della compagnia Carabinieri di Adria. Salutiamo il nostro parroco, Don Massimo Barison. Stiamo aspettando l'onorevole Nadia Romeo e il senatore Bartolomeo Amidei. Salutiamo i comuni presenti con i loro sindaci, Valeria Cittadin di Rovigo, madrina di Serata d'Onore 2025, il sindaco di Gavello, Diego Girotto, di Villanova Marchesana Maurizio Cagnoni, di Villadose Pierpaolo Barison, appena rieletto il secondo mandato, tra l'altro è il fratello del nostro parroco, quindi siamo... Salutiamo l'assessore, neoassessore del comune di Villadose, una nostra cara conoscenza, la professoressa Laura Cassetta, presidente provinciale di AIL, con i quali siamo molto legati. E salutiamo il comune di Portoviro, qui rappresentato dalla consigliere delle biblioteche Francesca Ruzza. Ci dovrebbe essere anche l'assessore Michela Spinello di Corezzola in provincia di Padova, che dovrebbe arrivare con gli amici dell'associazione Proloco Vita d'Altri Tempi, con la quale siamo gemellati da molti anni. Salutiamo la dottoressa Martina Torresan, presidente regionale di Venetia, l'associazione veneta delle tradizioni popolari, nonché consigliere nazionale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari. Purtroppo sono ad un convegno internazionale di neurologia a Ginevra. Il professor Elio Agostoni e la professoressa Alessandra Protti, neurologi di fama mondiale. Ogni anno non mancano mai a Serata d'Onore, ma questa sera la professoressa Alessandra Protti l'avremo al telefono più tardi, quando parleremo di sclerosi multipla, perché lei per una vita è stata capo dipartimento dell'ospedale di Guarda di Milano. Salutiamo il cavalier Mirko Bernardinello, primo trapiantato al mondo da donatore a cuore aperto. Ci sono vari medici e le associazioni che riceveranno il nostro contributo, ma quelle le chiameremo ad una più tardi. Salutiamo il Politecnico di Adria,
poi vi spiegherò anche perché il Politecnico di Adria. Sta arrivando il dottor Edoardo Bottacin, il più giovane direttore di teatro in Italia ed è il direttore del Teatro Sociale di Rovigo, che stasera avrà un ruolo importante nella nostra edizione di Serata d'Onore. Salutiamo la banda Città di Portoviro, rappresentata dal fondatore Doriano Mancin, che è stato sindaco della città di Portoviro per tanto tempo e assessore. Salutiamo i Polesani nel mondo, Alessandro Vallese, Alessandra Passadore, presidente della Fondazione Bocchi di Adria. Salutiamo Elisa Romani del CSA, la Croce Verde rappresentata da Lamberto Cavallari e la FIDAS, alla quale noi siamo testimonial dei donatori di sangue. Salutiamo la rappresentanza del Lions Contarina Delta del Po, qui presenti questa sera in una bella delegazione con l'amico Gianpietro Navicella, e salutiamo la compagnia teatrale Tambarello di Bellombra. Sto arrivando perché fra poco inizia la nostra prima parte dei Buontemponi. La direzione della scuola materna di Bottrighe che ci ospita, ringraziamo l'Aribo, l'associazione ricreativa Bottrighesi, Gibo, salutiamo Banca Adria Collegani, qui rappresentata dal presidente dottor Mauro Giuriolo, ringraziamo la stampa, Radio Diva, Telechiara, Viva la Musica, Leandro Maggi, Made in Polesine in TV. Sigla. So chi senta davanti a Foglaro, a penso a chi tempi andà, stracarghi il lavoro e giro tanta povertà. Dalla mattina alla sera, inverno e sta, le ore della giornata le bastava mai. Quel cacciapavi gli era sempre poco per dargli da mangiare a quelle tante bocche da sfamare. D'inverno, in stalla, intanto che le bestie le ne scaldava quel fiato, giocavano in mezzo tra omnidoni, chi lavorava intanto chi se la puntava. Po' di sta, sull'ara, qualcun suonava e balava. Divino l'ora che fosse un fiat gansega per passarla via. Gli era lì che si scomissiava a fargli occhi dulci a qualche ragazzina. Che bei tempi, che andà. Dal 1965 i Buontemponi. Che tempi, cambia tutto. Adesso con i social, è vero, madrina,
ci fanno diventare matti, ci fanno distorcere la realtà della vita, di ciò che succede, tutto peggiora. Per esempio adesso che è molto caldo, ti fa vedere tutta l'Italia piena di rosso e ti senti ancora più caldo, ora mi come cassudo. Mi per la verità è anche l'agitazione da serata, ma comunque tutto cambia. Una volta disivino, guarda quanti imbecilli che è il mondo, adesso con Facebook conosciamo nome e cognomi. Tempi duri per tutti. Succede tante brutte robe, comandante, è vero, tanti furti, siamo più buoni per la vita. Anche sta uno da Portoviro, le andà al mercato, le arriva con la sua macchina nuova, la parcheggia e gli ha scritto un biglietto sul cruscotto. L'autoradio non c'è. E andà a farsi il suo giro, torna, e più la macchina. Trova un biglietto per terra, è suo, lo tira su. Non importa, l'autoradio ce la mettiamo noi. Che tempi, che tempi. Una volta se ballava sull'ara, era pochi skei, tirava fuori la spinetta, la fisarmonica, era tempi che gli suppliva la mancanza da televisione e nasceva anche tanti fioi dopo, perché quando che finiva la festa, iniziava un'altra, ma lì erano feste genuine, feste reali, se ballava sull'ara e era anche chi che andava a ballare sulle campagne vicine. Con un uovo, si pagava un uovo per entrare, perché non era skei, è vero Martina? E allora diceva, guarda quella lì come che la balla ben, ma guarda lei è la più bella di tutte, stasera guarda che vestito che la ha, giallo, e poi la si vede ben le scarpe rosse, e tutti la cercava di imitare perché lei era la più brava di tutti, ma fioi, la ne va tanta, come la balla ben.
E come la balla ben. Adesivino de furti, de rapine, successo su una banca coi vicina, no, Banca Adria con gli Ogani, un'altra banca. E sta, alto le mani, tutti per terra, questa è una rapina. Allora tutti quanti per terra. Ti, cosa t'ho visto? Tira appena sulla testa, ho appena visto le scarpe, tum, copà l'uomo, ucciso l'uomo. No, le volte insomma cerco anche di darmi da fare perché vedo che il sindaco l'aiuta a Mina, lei lì che guarda il telefonino. Allora, ti cosa t'ho visto contro il secondo? Il diso ho appena visto le braghe nere, tum, copà l'uomo. Vada l'altro, ti, cosa t'ho visto? Ho visto niente. Ma mia suocera l'ha visto tutto. Sta canzone qua che non femo da tantissimi anni, l'abbiamo rispolverata. La origini vicentine, lei è un scioglilingua perché dice questa qua, la A, la B, la C, ma che mancava tante lettere dell'alfabeto. E allora ve la presentiamo questa sera dopo tanti anni. La, B, C. Se la vedessi colava a spasso, Gigito abbraccio, se la vedessi colava a spasso, Gigito abbraccio come la barbò. E la bici, le bella camacalaci, la bella bionda, e la bici, le bella camacalaci, la bella bionda, innamorarmi fa. Se la vedessi colava messa, così ben messa, se la vedessi colava messa, così ben messa come la barbò. E la bici, le bella camacalaci, la bella bionda, e la bici, le bella camacalaci, la bella bionda, innamorarmi fa. Se la vedessi colava i campi, con tutti quanti, se la vedessi colava i campi, con tutti quanti, come la barbò. E la bici, le bella camacalaci, la bella bionda, e la bici, le bella camacalaci, la bella bionda, innamorarmi fa. Se la vedessi colava a letto, oh che bel petto, se la vedessi colava a letto, oh che bel petto, come la barbò. E la bici, le bella camacalaci, la bella bionda, e la bici, le bella camacalaci, la bella bionda, innamorarmi fa.
alla chitarra il maestro Sergio Salmi e alla fisarmonica il maestro Remigio Zambotti. Sì, seccata sti due amici. Dice, come andiamo? Benissimo, dice, ben. E tua moglie? Mia moglie bella, dice, intelligente, servizievole. Sì, dice, ma a letto? Ah, che chi parla bene, chi parla male, dice. Che tempi. Oh, adesso avevamo un canto di guerra. Sembraria triste, infatti l'è triste perché è un saluto, no? Il parte, gli dice dammi un tuo riccio biondo che almeno a me resta un qualcosa di te. Le sta scritta con una musica abbastanza briosa che dal triste quasi quasi la passa anche ben, allegra la pararia, però in effetti dammi un riccio perché vado a militare e non so quando torno. Dammi un riccio. Abbiamo basta altra volta. E la resta vedova, 35 anni, la dice, bisogna che me cata qualcuno perché posso mica andare avanti. Ma è bello che quando che resta vedova succede il funerale e la piange, mio Mario, l'unico amore della mia vita, l'unico amore. E tutti quanti a fare le condoglianze, andare vicini, dai, fate coraggio. Insomma, finisce la cerimonia in cimitero e tutti quanti va a casa e ella lì ancora che la piange. Oh, mio Mario, l'unico amore della mia vita. Dai signora, dice il Becchin, la sfassa coraggio, dice, a goda serare tutto adesso. La guarda, 2 mesi fa sono restato vedovo anche a me. Se la dice, se combiniamo me e ella, e dice, bello, ma ormai le massa tardi.
am so sa combinare con quello delle casse da morto? Allora, concludiamo la prima parte, poi passiamo alla cerimonia, poi abbiamo gli ospiti, poi ritorneremo con una canzone che mette insieme l'amicizia nel mondo. Abbiamo tanto bisogno di amicizia. Recentemente, 15 giorni fa, abbiamo avuto a Bottrighe, grazie a Venetnia, il raduno regionale del folklore veneto con 11 gruppi folcloristici da ogni provincia. Durante la messa abbiamo cantato alla fine questa canzone che ci ha concesso il parroco, perché le parole sono veramente belle e ve la dedichiamo con tutto l'amore e tutta l'amicizia che abbiamo per voi, amici, che non ci lasciate mai. Amici miei. È una canzone che tocca davvero il cuore. Prima di iniziare la cerimonia di consegna, un ringraziamento a tutti i componenti dei Buontemponi che con tanta passione ci mettete l'anima per portare avanti ormai da 61 anni la nostra associazione. Ai nostri musicisti Sergio Salmi, Remigio Zambotti,
al maestro Giuliano Trevisan delle edizioni musicali e Alessia Leccioli per il comparto artistico musicale, ai tecnici Nicola Donà e Andrea Leccioli, a Luca Giacomello, la nostra mascotte, alle hostess che vi hanno accolto all'ingresso, Elena Passadore e Daniela Borgato, Angelina Marinelli, tra l'altro Angelina con il marito Claudio Grego, quando facciamo Babbo Natale casa per casa ci accolgono con tanta amicizia, scaldando bevande, cioccolato, tè, vin brûlée e dolci, sono veramente bravi, veramente bravi. Ringraziamo l'associazione Aribo che questa sera sta vendendo anche l'acqua per chi ha bisogno, e ciò che rimane questa sera andrà in beneficenza anche loro per la scuola materna. Con l'Aribo facciamo tante iniziative insieme, la festa della Befana con i pompieri che salvano la vecchietta dal palazzo civico. Quindi ringraziamo anche i vigili del fuoco, ringraziamo gli amici del gruppo sportivo di Bottrighe, Alessio, Erika, Leccioli, la famiglia meravigliosa che ci aiuta in tutto e per tutto, Fabio, Sara, Mattia, anche loro con i biscotti quando arriviamo con Babbo Natale. Ringraziamo i fotografi Doriano e Rossana Bolzoni, Luca Finotti, Fabrizio Ferrati e il regista Luigi Zanini. Vi ricordo, siamo in diretta su streaming e ci sono diverse telecamere. Luigi ci sta riprendendo e ci stanno vedendo anche da Torino. Salutiamo gli amici dei Polesani nel mondo. Ringraziamo le forze dell'ordine, ringraziamo Cristina Boccato, la voce che avete sentito per la prima volta questa sera registrata, l'ingegner Nicole Cantelli per i piani di sicurezza che per Bottrighe veramente non vuole mai niente ed è sempre disponibile. E adesso invitiamo la nostra madrina sul palco, Sua Eccellenza Commendatore Dottoressa Franca Tancredi, prefetto di Rovigo. Dottoressa, tutti parlano bene di lei. Sappiamo che la vostra missione non è tanto lunga quando andate in una provincia, ma sa che sentiamo già la mancanza? Perché fra non molto sappiamo che voi siete militari, alla fine vi mandano in giro come i militari. Grazie. Può anche darsi che siate costretti a subirmi per altri 2 anni, Ma noi siamo felicissimi, se sarà così siamo felicissimi. Allora, il ricavato benefico di quest'anno, voi sapete che il nostro anno inizia da domani, quello nuovo. Raccogliamo in tante iniziative questi fondi che poi questa sera li diamo in beneficenza. Babbi Natale a Bottrighe, casa per casa, a Villanova Marchesana, dove il sindaco ci accompagna casa per casa a suonare i campanelli, così fa gli auguri. Lo faceva il sindaco di prima, lo fa il sindaco Cagnoni di adesso, e Villanova e Castelnuovo ci accolgono sempre con grande amicizia. Ringraziamo appunto Villanova per lo spettacolo che tutti gli anni offriamo a febbraio, e anche lì le offerte vanno sempre su quel salvadanaio. Ringraziamo Gianluca Bernardinello, che è stato sindaco di Pettorazza Grimani, che tutti gli anni ci manda la sua offerta. Ringraziamo la signora Luciana, che non vuole che si sappia chi è, ogni tanto. Sì, no, non ha detto il cognome, quindi ecco. E ringraziamo la famiglia di Giampietro e Gabriele Navicella, che tutti gli anni, per ricordare il suo papà, che è stato una colonna davvero per il nostro paese, ci danno la loro offerta che mettiamo insieme. E allora vi dico il totale. Abbiamo raccolto 5.673 euro e 55 centesimi. Brave. Invitiamo la prima associazione madrina, ma prima di questo abbiamo gli omaggi per la madrina. E allora subito la spilla di socio onorario
l'omaggio floreale. E poi c'è Luca che arriva con l'attestato di riconoscimento. Leggiamo cosa c'è scritto. Girati un pochino così. Lo leggo io, sì. Attestato di riconoscimento rilasciato a Sua Eccellenza Commendator Dottoressa Franca Tancredi, prefetto di Rovigo, per la preziosa presenza in qualità di madrina della 35esima edizione di Serata d'Onore, quale testimone delle iniziative di solidarietà promosse dal gruppo folcloristico Bontemponi in favore dello studio delle malattie genetiche, oncologiche e sociali organizzate in bottrighe. Grazie, ma grazie. Lo appoggiamo? Sì, lo Magari lo mettiamo su una sedia. Fabio. No, ma sono commossa. Peraltro io ho detto, io devo dedicare questa serata a una persona speciale che mi sta molto, ma molto a cuore. Voi oggi avete raccolto per donare alle associazioni che si muovono nell'ambito della ricerca oncologica, malattie genetiche rare. Io questa sera la voglio dedicare a Lorenzo, che è un bambino di 10 anni e che da 3 anni sta combattendo come un leone. È veramente un leone. Ha detto non sta molto bene purtroppo. Io mi auguro che niente. Che ne esca dopo 3 anni. Però era importante fare questa dedica in una giornata particolare dedicata alla donazione e alla ricerca. Noi siamo onorati anche di questo e credo di esprimere il pensiero di tutti noi colleghi. Se possiamo fare qualcosa per ciò che sta Cantare per dare la forza. Noi siamo disponibili anche a fare la nostra Perfetto. piccola offerta. Cantare. Grazie. Invitiamo la Lega Italiana Lotta al Tumore di Rovigo, un'associazione fissa tutti gli anni insieme alla scuola materna, perché purtroppo di tumori siamo pieni, il dottor Bruno Piva, che è stato anche sindaco di Rovigo per diversi anni ed è vicepresidente della LILT, Lega Italiana Lotta al Tumore. Dottoressa, consegna la busta alla nostra madrina. Avete un microfono per il dottore? Grazie. Niente, volevo ringraziarvi anche a nome del mio presidente Maria Iside Bruschi. Io mancavo da un po' di tempo, ma vi migliorate ogni anno, siete sempre più bravi, continuate, perché oltretutto con questa offerta che annualmente ci fate portiamo avanti delle cose molto importanti, tipo l'assistenza che i nostri volontari fanno tutti i giorni nell'ospedale di Rovigo. Ma anche oltretutto con il contributo siamo riusciti a comprare la seconda macchina per la cura della caduta dei capelli nelle donne operate, che è stata messa insieme a Bandiera Gialla nell'ospedale di Adria. Quindi grazie a tutti. E noi questa beneficenza va proprio in ricordo di un nostro grande amico ed è il commendator Gino Navicella, con il quale stiamo aspettando, sindaco, sempre una via a ricordo e speriamo presto di ricordarlo degnamente perché se lo merita. Grazie al commendator Gino Navicella. Grazie dottore. Grazie. Sì. Come da programma. Invitiamo la seconda associazione, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Rovigo, con la presidente Cristina Quaglio. La vengo a aiutare.
Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, questa beneficenza la doniamo in memoria di altre due persone carissime di Bottrighe, il dottor Antonio Boni e la sua signora Maria Luisa Marchetti. Ci sono le figlie Stefania e Marta presenti, perché sono state due colonne anche loro per il nostro paese, sempre presenti, e anche per il dottor Boni ci aspettiamo la piazzetta che il comune ci ha assicurato. Consegna la nostra madrina. Grazie mille. Grazie davvero, Buontemponi. Grazie a tutti. Abbiamo un collegamento in diretta da Ginevra. Mi stanno passando il microfono, la sentirete tutti, ed è la professoressa Alessandra Protti, già responsabile della sclerosi multipla del Niguarda di Milano. La state contattando. Intanto Ecco, che ci colleghiamo. Il contributo per il quale ringrazio, la sezione di Rovigo è piccola, però fa l'assistenza che può, accompagnando le persone e aiutando col segretariato sociale, con dei gruppi di autoaiuto condotti dallo psicologo, sia per persone con sclerosi sia per familiari. Quindi insomma noi cerchiamo di fare e raccogliamo, partecipiamo sempre alle raccolte fondi nazionali, le gardenie, le mele, che vanno alla ricerca naturalmente. La maggior parte dei soldi che raccogliamo vanno alla ricerca, e la ricerca sulla sclerosi ha fatto decisamente dei passi da gigante in questi ultimi 20 anni. Vado avanti. Perché oggi ci sono 20 principi attivi in più circa per affrontare la sclerosi, quindi un neodiagnosticato, spesso sono giovani perché la sclerosi si presenta sempre prima, purtroppo. Ci sentiamo? Eccoci qua. Ecco fatto. Lasciamo la parola. Buonasera, dottoressa Certo. Protti. Ci sente da Ginevra? No. Mi sentite? Sì? Pronto? Sì, la sentiamo, dottoressa. C'è una latenza. Sì. Buonasera a tutti, e in particolare anche a Cristina, che avrei avuto il piacere di conoscere di persona, perché sicuramente la partecipazione all'associazione vuol dire condividere tanti ideali, tante iniziative. Sicuramente dopo il mio lungo periodo di lavoro, in cui avevo molto assorbita dall'attività clinica, ho sempre avuto un contatto con l'associazione, abbiamo creato tante iniziative, però sicuramente adesso ho intenzione di avvicinarmi molto di più a questa associazione. Sappiamo appunto che la sclerosi multipla in Italia conta più di 150.000 persone, 2 su 3 sono donne. I primi sintomi si manifestano tra i 20 e i 40 anni, alcuni già da bambini e adolescenti, altri in età adulta, e nonostante la ricerca clinica, a cui ho sempre tenuto tanto e continuo a tenere, abbia clinica e a tutto spessore di base, e ultimamente anche più specifica, molecolare, con le cellule staminali, abbiamo sicuramente migliorato, come diceva la Cristina. Ci sono più di 20 molecole di trattamento, abbiamo dei nuovi criteri diagnostici, abbiamo visto negli anni anticipare i tempi della diagnosi, e questo quindi ha comportato con l'utilizzo di terapie molto aggressive anche fin dall'inizio, ad alta efficacia, la riduzione, il blocco di tutta l'attività infiammatoria. Però non abbiamo ancora completamente risolto il problema, e non si sa ancora bene, comunque nonostante tutto, una comprensione delle cause dell'insorgenza della progressione della malattia.
un terzo delle persone comunque manifesta un'evoluzione in progressione e con la possibilità che la disabilità diventi ancora significativa. AISM con la sua fondazione FISM e che recentemente si è messa in collaborazione stretta con la Federazione delle Associazioni Sclerosi Multipla nel mondo, sostiene da anni la ricerca con una strategia adesso comune a livello mondiale con 3 obiettivi ancora: la prevenzione primaria nel sogno di trovare la causa e quindi prevenire lo sviluppo, comunque una diagnosi molto precoce, quindi un inizio di terapia adatta e personalizzata precoce e quindi mettere fine alla sclerosi multipla, END MS si dice in inglese. Una prevenzione comunque secondaria di fermare la sclerosi multipla, stop alla sclerosi multipla, questo sia con farmaci che con, molto importante, tutta la ricerca sulla riabilitazione. E poi, non ultimo, la riabilitazione del danno con recupero della funzione e migliorare la gestione dei sintomi, Restore MS. Dal 1900 si parlava del 65, Roberto, del 68 l'AISM è l'unica organizzazione in Italia che si occupa in modo strutturato e organico di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla, con 98 sezioni su tutto il territorio, 14.000 volontari e tante, non sto a darvi altri numeri, comunque effettivamente è un esempio che io ho portato anche nella Società Italiana di Neurologia come esempio per altre patologie neurologiche croniche che non hanno la fortuna di avere un'associazione così organizzata e efficace. La qualità di vita delle persone con sclerosi multipla è sempre stata per AISM la prospettiva entro cui si colloca l'intera missione e quindi questo è il faro a cui si fa sempre riferimento. Questa ha dimensioni cliniche, psicologiche e sociali. Si parla di vita oltre la sclerosi multipla, la vita piena di una persona con sclerosi multipla non è solo diagnosi e terapia, è vita sociale, lavoro, relazione di coppia, famiglia, tempo libero, viaggi, patente. Chi ha lavorato sul campo sa quanto queste siano parole molto concrete. Mi viene in mente la Mannocchi che in un'intervista nei giovani, AISM giovani, ha parlato anche delle discussioni col padre perché non riesce ad avere un mutuo per comprarsi una casa. Lei gira il mondo nelle guerre, ma non... E negli ultimi anni sono stati fatti importanti passi comunque in Italia sul piano normativo delle politiche pubbliche per il riconoscimento della vita indipendente, per l'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità. E rimane comunque una distanza significativa tra il riconoscimento formale dei diritti e la loro concreta realizzazione. E quindi è importante un impegno congiunto sul piano politico e culturale di varie forze e segnalo i lavori in corso dell'intergruppo parlamentare sulla sclerosi multipla e patologie collegate con cui in cui AISM ha una voce forte in capitolo, in particolare il dottor Bandiera che ha contribuito a descrivere, segnalo la nuova agenda 2030 che parte dalle precedenti e man mano ha sviluppato progetti sempre più ambiziosi e comunque che ha il tema di attivarsi da subito concretamente per la sua realizzazione e ha il concetto della partecipazione delle persone direttamente colpite dalla condizione e un'attenzione specifica anche ai familiari e caregiver. Ringraziamo la dottoressa Alessandra Protti. Tante cose da dire, ma il tempo è tiranno. Buona continuazione del vostro convegno. Ci saluti il professor Elio Agostoni. Grazie. Un mondo libero dalla sclerosi, è il motto di AISM. Grazie a tutti. Senz'altro, grazie, buona serata. Grazie dottoressa.
Un'associazione che incontriamo per la prima volta è l'associazione italiana, Lega Italiana Fibrosi Cistica, la sede più vicina è Padova, la presidente Lucia Lazzarin, e chiediamo anche la presenza della dottoressa Francesca Pauro che opera all'ospedale di Verona, e ringraziamo per essere venuta qui. Dedichiamo questa beneficenza alla memoria di Floriano Cantelli, colonna del gruppo sportivo di Bottrighe, già assessore, e di Gastone Romani, papà del nostro Fabrizio, delegato del sindaco, altra persona conosciutissima legata a noi. Grazie Floriano, grazie a Gastone Romani. Consegniamo la busta. Vi diamo un microfono. Forse spento, passo davanti. Sì, sì. Prova. Grazie e buonasera a tutti. Sono Lucia Lazzarin, sono del comitato di Padova, Lega Italiana Fibrosi Cistica. Sono una mamma, quindi ho parole da mamma. Ho figli grandi che hanno questa malattia genetica e che vengono curati al centro di Verona, che è il nostro centro regionale. E quello che voglio dirvi è che l'impegno della nostra associazione è raccolta fondi per la ricerca, ma soprattutto per dare figure nuove, figure importanti al nostro centro, dove i nostri ragazzi possano avere sempre il meglio e poter essere sempre accolti e trovare risposte. Abbiamo ragazzi grandi che negli anni 60 comunque non avevano vita lunga, quindi per una mamma è importante avere ragazzi, diventare nonna, diventare una nonna vecchia come me, però di figli, con dei figli molto grandi. Quest'anno sono 55 anni della nostra associazione, dove raccogliamo fondi e siamo sempre al seguito del nostro centro. Io devo ringraziare la compagnia, devo ringraziare Daniele perché è un nostro socio benefattore, ci ha sempre visti, io l'ho visto piccolino e quindi continua ad avere sempre uno sguardo verso chi ha bisogno. Vi confessiamo che è stato lui il gancio. Daniele canta con noi dal 9 di agosto dello scorso anno, studia canto lirico, fa teatro. Grazie. Amante del folklore, pensate, viene da Padova a fare le prove a Bottrighe tutte le settimane, quindi grazie Daniele. Grazie Daniele, grazie a tutti, grazie, una bellissima serata, non sapevo di questo. Mi ha colpito quei 55 centesimi e sono i 55 anni dell'associazione, quindi veramente metterò all'otto. Grazie. Grazie di cuore, buon Grazie lavoro a voi. tutti. Io passo la parola alla dottoressa Paolo. Buonasera a tutti. E sì, mi aggiungo ai ringraziamenti perché appunto noi ci occupiamo di fibrosi cistica per tutti i pazienti del Veneto e del Trentino Alto Adige e li accogliamo dalla nascita. E quindi grazie alla Lega, poter dire alle famiglie fin da subito che non sono sole, ma che ci sono tantissime figure professionali che appunto li accolgono e li accompagnano in tutto il cammino delle cure, è per noi fondamentale. E abbiamo psicologhe, dietiste, fisioterapisti e anche personale amministrativo che proprio grazie alla Lega è presente nel nostro centro e ci aiuta proprio nelle cure che sono per i nostri pazienti a 360 gradi. Ecco, grazie. Grazie dottoressa. Grazie signora Lucia Lazzarin, Lega Italiana Fibrosi Volevo Cistica. sapere quanti ne sono che Sì, voi seguite? pazienti 800 pazienti nel Veneto. Seguite Dallo da che screening. età? C'è lo screening neonatale alla nascita, quindi le famiglie lo vengono a sapere alla nascita del bambino. E 800 nel giro di quanto tempo? Sono quelli attualmente in carico, sì. Negli ultimi 10 anni? No, cioè tutti. Quando è nato? Da quando? Sì.
tutti, dall'ultimo nato fino al più adulto. Sì, è una malattia genetica in cui il portatore è una persona su 25 e quindi è la malattia genetica grave più frequente nella nostra popolazione. Lasciamo questi Grazie, opuscoli sì. dove in poche parole si capisce. Grazie a Torniamo alla tutti, nostra buon lavoro sede. e buona serata. Cuoricini. Un'associazione che si occupa di tanti ragazzi speciali ed è l'associazione Mosaico Friends di Adria, la presidente Adelia Ceciliato. Dedichiamo questa beneficenza alla memoria di Marino Bettarello, un amico di Baricetta che sempre ci seguiva, tutti gli anni ci ospitava con una grande cena a casa sua, una persona veramente speciale. Salutiamo i figli, la moglie che sono qui questa sera, e un altro è Michele Cosaro, corista del coro Voci del Pasubio di Isola Vicentina, con il quale siamo legati da molti anni e che è mancato proprio recentemente. Consegniamo la busta. Grazie. Io sono qua insieme a Luca, insieme a Mattia, che sono i nostri buontemponi preferiti, insomma, dai. Allora, la nostra associazione svolge delle attività di sostegno, di aiuto per i ragazzi, per persone con disabilità. Operiamo da una decina d'anni e insomma pian pianino abbiamo fatto da piccoli passi, però offriamo attività tutti i giorni, tutti i santi giorni, mattina, pomeriggio. Adesso abbiamo anche la fortuna di avere una casa e quindi insomma le attività legate alle autonomie di crescita si svilupperanno maggiormente. Ringraziamo per la vostra preziosa offerta, per il sostegno che ci fate. Il vostro calendario è sempre presente nella nostra sede perché ci date anche tanto coraggio e tanta allegria. Grazie ancora. Grazie a tutti. Adelia. Grazie a voi. Grazie Adelia. Buon lavoro. Microfono. Chiamiamo un'altra associazione, poi avremo gli ospiti, abbiamo altri interventi. L'associazione Parkinson Rovigo, il suo presidente, dottor Carlo Pipinato. Dedichiamo questa beneficenza al papà di un nostro amico. Pensate alle coincidenze della vita. Una fotografia raccontava di due signori, marito e moglie, in quel di Pettorazza, mentre ridevano con le nostre battute, con il nostro... Casualmente non sapevamo che erano i genitori di un nostro amico, il dottor Mauro Giuriolo, che è qui. Quando mi dissero che era suo papà, lo chiamai subito e gli guarda le belle coincidenze della vita. Grazie Mauro della tua amicizia, siamo ben lieti di dedicare questa beneficenza in memoria di tuo papà. Dottor Pipinato. Oh, grazie. Chiedo scusa, ma non sarebbe neanche il motivo, insomma. Purtroppo la malattia di Parkinson, di cui sono il presidente nella sezione di Rovigo, fa come in tutte le altre sezioni, colpisce a caso. Io stavo benissimo, non avevo nessun sintomo fino a mezz'ora fa, sarà stata l'emozione, non lo so, ma non credo, non è la prima volta che parlo al pubblico. Io ringrazio innanzitutto Roberto, che è un grande amico e ha anche il pregio di essere un amico, come dire, con sostanza. Ringrazio i buontemponi, ringrazio tutti voi che siete qui. Non mi metto a raccontarvi quante cose belle facciamo,
lo trovate nel sito, lo trovate dove volete, è facilissimo, Associazione Parkinson Rovigo, organizzazione di volontari. Piuttosto preferisco invece fare un appello a costo zero. Le cure psicologiche e motorie sono tanto più efficaci quanto prima si interviene. Ho annotato proprio anche questa sfaccettatura di progetto anche nella dottoressa Protti, precoce. Bisogna entrare possibilmente il più precocemente possibile nel meccanismo di assistenza e di cura. Nel caso della malattia di Parkinson, le attività che possono essere fatte per il recupero funzionale delle persone sono di natura psicologica e o di natura motoria. Io chiedo a tutti voi e raccomando di fare una piccolissima cosa. Pensate tra di voi e scoprite se conoscete, se avete un parente, se avete un amico, se conoscete qualcuno che ha la malattia di Parkinson. Ditegli di contattarci, è un grande favore che gli fate. Per cui vi mando a casa da stasera col compito di segnare da qualche parte uno o più nomi di amici, parenti, qualcuno che sapete essere malato di Parkinson, da contattare nei prossimi giorni. Precocemente, una settimana è troppo. O via dai, facciamo anche 2. Grazie ancora a tutti, grazie Roberto e Bontemponi. Grazie a voi Carlo. Ti passo il microfono. Sì. Ecco qui. Anche la nostra madrina si accomoda, per poi la richiameremo di nuovo. Grazie Carlo. Io invito nel frattempo da 2 anni abbiamo voluto dedicare una borsa di studio perché crediamo molto nei giovani. Ci stiamo avvicinando anche con dei progetti scolastici da portare nei nostri 2 distretti scolastici di Adria per portare delle lezioni di folklore e tradizioni nelle ore di educazione civica, per avvicinare i giovani non solo al folklore e alle nostre tradizioni, ma anche al senso del volontariato, al senso di donarsi. Sapete che è sempre più difficile che ci siano dei giovani che si impegnano. Ci proviamo, lottiamo. Io vorrei qui con me il professor Luca Finotti, vieni Luca, in rappresentanza del polo tecnico di Adria. Abbiamo fatto quest'anno la seconda borsa di studio. Lascio a te la parola. Buonasera a tutti, io desidero ringraziare di cuore Roberto e tutto il gruppo folcloristico Bontemponi per aver assegnato la borsa di studio anche quest'anno alla nostra studentessa. La studentessa in questione si è distinta per attività di volontariato e naturalmente per meriti scolastici con una media del 9,27 e il 10 in condotta. La studentessa in questione è Boccato Viola, che questa sera non ha potuto partecipare purtroppo, ma la salutiamo, della classe 4ª T meccanica meccatronica della scuola Politecnico di Adria. Si è distinta per appunto la sua media scolastica alta e per l'attività di volontariato presso l'animazione Crest Corbolese e la SD Elisa Dance. È stata un'esperienza bellissima per noi e continueremo finché le risorse ce lo permettono. E noi infatti ti ringraziamo. Grazie Luca. Luca tra l'altro fra poco sarà uno degli ospiti musicali. Ci prepariamo, ma io vorrei il saluto. Dottor Mario Giuriolo è già andato via. Volevo il saluto. Va bene. Noi ci prepariamo con gli ospiti di questa serata.
Vi dicevo poc'anzi Daniele Tomiazzo, che da agosto del 2025, dov'è Daniele? Vieni Daniele. Ha chiesto di poter entrare nella nostra associazione ed è veramente non solo un bravo cantante, un bravo attore, ma è soprattutto una brava persona. Abbiamo conosciuto in Daniele veramente un caro amico. Questa sera sua mamma Paola compie gli anni e le dedichiamo questa canzone, oltre che dedicarla a tutti voi. Daniele sarà accompagnato da una nostra grande collaboratrice, la maestra Alessia Leccioli, diploma di maturità presso il liceo Bocchi Galilei di Adria. Nel 2023 ottiene il diploma accademico di livello in pianoforte presso il Conservatorio Statale Buzzolla, sotto la guida della maestra Valentina Fornari. Nel 2025 ottiene il diploma accademico di secondo livello in pianoforte presso il Conservatorio sempre Buzzolla di Adria. Ha frequentato il corso di laurea di primo livello in ingegneria chimica e dei materiali. È insegnante della scuola primaria dell'infanzia presso gli istituti scolastici di Villadose e di Loreo. Ha partecipato alle masterclass di pianoforte con vari maestri, ha partecipato come esecutrice solista in vari festival, è stata organista titolare del coro polifonico della Cattedrale di Adria, si impegna nella riscoperta del repertorio musicale locale sia per ciò che concerne la musica colta sia per la musica folcloristica. Da una parte riscoprendo autori come Luigi Pieressa, Nino Catozzo, Vittorio Bellemo e Danilo Venturi tra l'altro nostro concittadino, dall'altra armonizzando le musiche proposte dal gruppo folcloristico Bontemponi di Bottrighe, della quale è membro onorario. È fondatrice dell'associazione Polifonico Città di Adria e ricopre il ruolo di maestro accompagnatore del coro. Ha collaborato con artisti di fama internazionale come Tiziano Bedetti, Valentina Fornari, Marcello Mazzoni, soprano Dominica Zamara e il tenore Claudio Barroero. Eccola qui, la maestra Alessia Leccioli. Grazie Alessia, grazie di tutto. Salutiamo il senatore Bartolomeo Midei che è arrivato. Salutiamo il direttore del Teatro Sociale di Rovigo, che poi parleremo anche di lui, il dottor Bottacin. Grazie. Prego. Regia, quale microfono per Daniele? Aspettiamo il suo via. Siamo pronti, maestra? Accompagna la maestra Alessia Leccioli, Daniele Tomiazzo in O Sole Mio.
Daniele Tomiazzo, accompagnato da Alessia Leccioli. Grazie Daniele, grazie Alessia. E adesso abbiamo ancora 2 pezzi musicali stavolta non cantati. Io chiamerei il professor Luca Finotti. Eccolo qua. Luca Finotti è diplomato presso il Polo Tecnico di Adria, indirizzo informatica e telecomunicazioni. Nel 2017 ha ottenuto una prima laurea in musica, sassofono classico, nel 2016 ad una seconda laurea in musica, sassofono jazz. Nel 2022 entrambe conseguite presso il Conservatorio Buzzolla di Adria. È insegnante tecnico-pratico di scienze tecnologiche informatiche di ruolo dall'anno scolastico 2022-2023. Luca e Alessia ci fanno sentire un bellissimo pezzo di Frank Sinatra, My Way.
Luca Finotto, Alessia Leccioli. Complimenti ragazzi, complimenti, poi con questo caldo. A proposito di caldo, è l'ultimo anno che la facciamo a fine giugno, siamo d'accordo con la direzione della scuola materna che il prossimo anno la faremo a fine maggio, quindi staremo sicuramente un po' più freschi, anche perché da ieri alle 4 che lavoriamo per arrivare a questa sera. Vi ringraziamo ancora, so che ci regalate il prossimo pezzo ed è una canzone conosciutissima, il gruppo è conosciutissimo, i Coldplay, Viva la Vida. Alessia Leccioli, Luca Finotto. Luca Finotti, Alessia Leccioli, c'è un omaggio per voi, per la maestra, un omaggio floreale, per Luca il cuoricino del raduno regionale del folklore e il nostro CD, prego Massimo.
Viva la gioventù, ragazzi, siete persone straordinarie. Guardate che viso dolce che ha questo Angelo ed è un fenomeno in tutto. Brava, brava, bravi. Bravo Luca, grazie ancora, grazie di tutto. Allora, mentre i nostri tecnici ci liberano velocemente, grazie, gli strumenti, vorrei qui di nuovo con noi la nostra madrina per l'ultima consegna benefica. Voi sapete che ci teniamo tanto alla nostra scuola materna e come la Lega Italiana Lotta al Tumore, la nostra scuola materna non manca mai nei nostri pensieri, nelle nostre iniziative. Alla scuola materna daremo stasera non solo l'assegno, ma anche il raccolto di questa serata, che diremo al pubblico quanto abbiamo raccolto. Intanto questa è la busta. Io inviterei il nostro parroco, Don Massimo Barison, la maestra Giuliana Fantinati e Luigi Bellan, volontari della scuola, che sono sempre disponibili tutti i giorni. Prego, salite. Vieni Giuliana. Allora, questa beneficenza ha una doppia donazione, ma ci sono due dediche importanti. Una a Walter Rizzati, alla sua memoria, impareggiabile volontario di questa scuola, lo ricordiamo tutti gli anni. E poi dobbiamo ricordare la signora Orietta Glori Veronese, che è mancata recentemente, una buona persona che noi abbiamo conosciuto attraverso il marito che è qui, Giuliano Saglia, che per tanti anni è stato nostro componente. Quindi alla loro memoria consegniamo l'assegno al parroco. Invitiamo le madrine a portarci il raccolto di questa serata che vi diremo quanto è stato raccolto. Le nostre madrine le ringraziamo già da ora: Elena Passadore, Daniela Borgato, Angelina Marinelli. Venite pure qui, che intanto voi salite, accomodatevi pure qui, venite qui. Eccole qua. Sono buontempone onorarie, sono sempre disponibili in tante nostre iniziative, anche questa sera sono qui con noi. Quanto abbiamo raccolto? Buonasera a tutti, sono state raccolti 1140,30. Sì, ,30. Anzi, sarebbero ,31 per l'esattezza. Grazie. Grazie. Noi ringraziamo, sto qua. Prego Giuliana. Ringraziamo i Buontemponi, Roberto e le associazioni in generale. Devo ringraziare Di Botri come l'Aribo e altre associazioni, il gruppo sportivo, che sono sempre presenti e molto attenti alla nostra scuola. E un po' ci invidiano tutti, Roberto, perché non tutti hanno la fortuna di avere il paese che aiuta la scuola in questo modo. Abbiamo in progetto con queste soldi, queste offerte in più, riusciamo a sistemare anche cose che se no non riusciremo a fare. Abbiamo in progetto adesso gli acquisti di nuovi armadietti che erano ancora molto molto vetusti, e quindi riusciamo sicuramente ad investirli in modo buono, molto... E io ogni volta che torno qui dentro ritorno quando ero bambino con le suore che c'erano e ho dei ricordi bellissimi di questa mia scuola. Bene, grazie mille. Di nuovo ogni anno siete sempre disponibili e presenti.
Un saluto da parte del nostro parroco. Ecco, io voglio sempre ringraziare il comitato di gestione perché fa dei miracoli per portare avanti questa scuola qua. A Giuliana, Luigi, il presidente. Io vorrei fare una cosa, un patto. Finché ci sono i Bontemponi ci deve essere sempre anche la scuola materna. Quindi è un patto indiscendibile, eh? Mi raccomando. Noi 61 anni siamo arrivati. Speriamo che ci siano i nuovi ingressi che ci portino avanti. Ecco, non può vivere uno senza l'altro. Mi raccomando. Grazie, grazie a tutti. Grazie parroco, grazie. Abbiamo un pensiero per le nostre hostess, una rosa, pensiero a Elena, Daniela e Angelina. Io invito a rimanere sul palco la nostra madrina, gli altri si possono accomodare. Invito il nostro sindaco a salire, Massimo Barbuiani. Non so se sia arrivata l'onorevole Nadia Romeo, ma ho il telefono spento, mi aveva promesso che sarebbe venuta. E il senatore Bartolomeo Amidei. Iniziamo con i saluti del nostro sindaco. Sì. Buonasera a tutti. Naturalmente è sempre emozionante essere qui su questo palco per questa mission che da tanti anni voi portate avanti. Abbiamo sentito storie diverse, tanti volontari, tante persone che sono dietro il palco, come si suol dire, che non si conoscono ma che stanno lavorando per degli ideali importantissimi. E questo è il significato di questa serata. Io volevo però, vicino a me vedo tanti amici sindaci, spero che poi faremo una foto di gruppo. Se volete venire qui sotto, perché poi abbiamo anche noi una missione molto importante, non facile, vieni Barison, vieni sindaco, vieni Valeria e anche... Venite qua tutti quanti. Avete la vostra fascia, indossatela. È vero, dottoressa? Anche certo. assessori, tutti quanti Io che mi sono ero qui presenti, raccomandato. perché poi stiamo vivendo un momento non semplice e non facile fare gli amministratori in questo momento. Perciò siamo in prima linea sempre, in mezzo a mille problemi. Facciamo un applauso veramente perché poi... Li voglio qui vicino a me perché tutti noi abbiamo preso un impegno importante con tutti voi, cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile, mettiamoci anima e cuore, come si suol dire. È una vera passione anche questo sport che stiamo continuamente facendo. E ringrazio ancora tutti quanti i Bontemponi per questa serata, ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto e le Forze dell'Ordine. Devo dire che è nato un rapporto veramente molto amichevole con lei, Eccellenza. Ci confrontiamo sempre, ci sono tantissimi problemi che dobbiamo risolvere, cerchiamo di discuterli attorno a tavoli molto importanti, dalla sicurezza a quello che ogni giorno purtroppo dobbiamo affrontare, ma devo dire veramente con gratitudine che lei è sempre molto disponibile. Facciamo un applauso alla Sua Eccellenza Prefetto. Grazie ancora a tutti quanti per questa bella serata. L'assessore di Corezzola, Michela, che la vedo adesso. Ciao Michela, è un piacere averti qui. Noi siamo amici da sempre con i sindaci, con le autorità e questo ci onora. Serata d'onore è sempre stata molto partecipata di autorità e di questo ne siamo veramente onorati. Prego, senatore Bartolomeo Amidei. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie Roberto, grazie ai Bontemponi, un saluto a Sua Eccellenza il Prefetto, le autorità presenti, il Sindaco Massimo Barbuiani e chiaramente tanti amministratori, autorità militari, vedo, religiose, ho visto Don Barison e chiaramente in questo momento particolare vedo tantissime persone, è un bel colpo d'occhio vedere tante persone questa sera qui, ma guardavo mentre ero seduto lì questo bellissima tabellone dietro con scritto serata d'onore
E poi volevo fare una piccola riflessione in questa atmosfera magica che stiamo vivendo, che io ogni anno assaporo, non so da quanti anni Roberto venga qui, ci si confrontava poco tempo fa, qualche giorno fa, io e Roberto, perché io, essendo originario di Loreo, avendo fatto il sindaco 10 anni, creai la festa del pane, 25 anni appena compiuti, ma che furono proprio i Bontemponi a onorarci della loro presenza con il primo spettacolo, che è stato meraviglioso. Ma la cosa che ogni volta rivivo in queste occasioni è il piacere della bella musica, della storia, del folklore, delle nostre tradizioni, ma va riconosciuto ai Bontemponi quel grande potere di coalizzare a sé una comunità intera. Io vi seguo, Roberto, qualche volta nelle chat, manca una persona, c'è un matrimonio, c'è un momento, c'è un affiatamento incredibile. Ma io, quando guardavo questo tabellone, che è bellissimo anche nei colori, e vedevo quei fiori, e in questa atmosfera magica, come dicevo prima, sentivo un profumo, non so se surreale o vero, che era il profumo di buono, profumo di buono. I Bontemponi hanno un grande profumo di buono perché fanno del bene a tantissime persone. Grazie di tutto. Grazie senatore Bartolomeo Amidei. E naturalmente a chiudere la nostra meravigliosa madrina, il nostro prefetto, Sua Eccellenza Franca Tancredi. Grazie. Serata bella, bellissima. Quando il nome Bontemponi evoca altro, divertimento, piacere, ma il piacere della vita, di stare insieme. E sicuramente tutte queste presenze manifestano questo piacere, questa voglia di stare insieme. Ma dietro questa voglia c'è quello che ha detto prima il senatore, questo profumo, questo odore di buono, la bontà, che è uno degli elementi fondamentali, fondanti del donare, oltre alla gratuità, alla libertà, ma anche alla responsabilità. Qualcuno dice che rappresentano i principi etici della donazione. Quanto avete raccolto stasera è emblematico, è tanto, è veramente tanto. Donare peraltro dando, supportando con quanto raccolto la ricerca e quindi la donazione diventa l'olio della ricerca, è fondamentale, è essenziale, perché purtroppo mi ha colpito tanto l'associazione fibrosi cistica quando ha evidenziato che ci sono 800 persone di cui soltanto 300 vengono da fuori Veneto, gli altri si trovano nel Veneto. Sono tantissime, sono veramente tante. Ed è importante far conoscere, fare la prevenzione. Prevenire non è facile, si ha paura, si ha timore. A volte fa più timore scoprire di avere qualcosa che il timore poi di affrontare un lungo percorso. Si ha paura, è così, è inevitabile. Quindi serate, per ritornare al senso di questa serata che sa di buono, profumo ma di buono, più ce ne sono meglio è, più profumo si diffonde meglio è per sostenere la ricerca. E poi sono stati momenti piacevoli, anche laddove si parla di bimbi speciali che nella loro specialità riescono a donare anche tanto. Forse noi non ce ne rendiamo conto, ma anche il loro sorriso, il loro sguardo, io li ho visti mentre cantavano, suonavano il tamburello, non semplice, veramente non semplice, quindi anche questo, darsi, coinvolgerli
è importante. Quindi è una serata che ha regalato a tutti, ma a me soprattutto, quindi parlo egoisticamente, mi ha regalato questo buon profumo che porterò con me, e quindi vi ringrazio per la serata. Grazie. Eh sì, rimangono dei bei ricordi questi momenti, veramente. Veramente. Allora, riprendiamo a cantare con la nostra seconda parte, poi avremo altri 2 momenti importanti di consegna e poi il gran finale, e poi ci sarà ancora questa sera una grande sorpresa. Vedrete. State con noi, perché tanto ormai il caldo grosso è passato, quindi arriviamo alla mattina, è vero? Allora succede che un ufficio importante di Rovigo, la segretaria lì seduta, arriva dentro il direttore, comincia a fare la segretaria. Direttore, c'ha la porta del garage aperta? Grazie di avermelo detto. Ha visto allora la mia Ferrari? Direttore, ho visto una 500 e posso cosa dire anche con le rode sgonfie? Oltre 200 anni a questa canzone, dalla voce di Mirella, Marideve Purputele. Dottore, il dice, ma tutte le volte che faccio l'amore come moglie sento di fischi, ma quanti anni gatto? 84. E vado a sentire di applausi. Se presenta una coppia dal dottore, il dice, aburissimo che il ne vardesse. Come il ne vardesse? Sì, intanto che femo l'amore. Mai sentimi una roba del genere? Lo massimo una mattina vengo a confessarmi. Ah no, le sono via. Allora che sto fratello qualche che conta niente.
Allora il guarda sto dottore, e vede niente di strano, e dice, col te dice, dammi 20 euro e veni fra 15 giorni. Vabbè, dopo 15 giorni capita, dice, dottore, siamo sempre la coppia. E chi voto che se smente, dice, tacca a macchinare, far l'amore davanti al dottore. Il dottore dice, mi qua ne vedo niente. Quant'è, dottore? 20 euro, pronti. Veni fra chi un mese, dice, che vedemo, Dopo un mese ritorna, dottore, siamo sempre in altri, vedomi. Insomma, fa tutto. E dice il dottore, quant'è? 20 euro? Ma scusa, ma perché si ognuno chiede me? Qual è il problema? Vedlo, dottore, il dice lui. Siamo una coppia di amanti. E allora il dice, a casa sua non si può. A casa mia, neanche. In hotel 150 euro, in locanda 80, al manco chi da lui, con 20 euro, se la cavemo? Abbiamo i microfoni nuovi perché cambia sempre le frequenze. Sì, cosa vuol dire? Che bisogna pagare sempre di Skype per farsi i microfoni, ma pensa a te. Allora, Elva. Grazie. Parliamo dei corni. Una volta, Ghera. Lollo hi, lollo hi, lollo hi, lollo hi, lollo hi. La volta che era una brutta vecchia che cagaveva tu 20 soli, la palpa uno e che scorrava, la palpa stacco e che restaiva. Spreche se noi, scriva bolsa, ma da sta banda, spreche se noi, scriva bolsa, ma da sta banda se parla italiano. Lollo hi, lollo hi, lollo hi, lollo hi, lollo hi. Poi me la di che mi non la vuoi, la gana goma, poi me la di che mi non la vuoi, la gana goma che sbrega i miei sogni. Se tu ti metti che avesse lampione, Gesù Maria, se tu ti metti che avesse lampione, Gesù Maria, se tu ti metti che avesse lampione, Gesù Maria, se tu ti metti che avesse lampione, Gesù Maria, che Lollo hi, lollo hi, lollo hi, lollo hi, lollo hi. Come andiamo in seccata a sti due amici? Dice, a sore sta vedovo un'altra volta. Vedovo un'altra volta? Sì, la terza? Sì, ma la prima volta tua moglie. Sì, il dice, leva mangiare di funghi avvelenà. E la seconda? Anche la seconda leva mangiare di funghi avvelenà. E la terza? La terza con dei spadlai in la testa, il dice, perché voleva mina mangiare i funghi. E voleva andare amorosa da questa qua, a soldà, e tornava in Rio, che è il baso che ha sentito dappertutto. E picchia, picchia. E picchia picchia la porticella, e la mia bella la mi viene ad aprire. Picchia picchia la porticella, e la mia bella la mi viene ad aprire. E con la mano apre la porta,
Aspetta. Samuele Bernardinis, 22 anni, laureando in scienze dell'educazione, canta con noi da aprile. Grazie Samuele, bravo Samuele, si è subito inserito. Pensa comandante, lui dirà, ma guarda, in conta neanche una barzelletta sui carabinieri, no? No. Quando veniva qua il capitano Papasodaro e anche Fasciano Michelangelo, due carissimi amici, una sera il comandante Papasodaro disse al pubblico, pensate, l'ho capita persino io la barzelletta sui carabinieri. Ma sa lo comandante perché i carabinieri iva in letto con un bicchiere d'acqua pieno e uno vuoto? Possono avere sete come no. Pensa che un anno un carabiniere di Ceregnano ha adottato un ragazzo, allora conosceva i Bontempo e ha detto venite a fare festa a Rovio, erano tutti i carabinieri, maggiore, questo e quest'altro. Dopo 2 o 3 mesi vado a lavorare alle 6 di mattina, mi ferma la radiomobile sulla rotatoria, guarda, era buio, ma lei, il dice, è Marangoni che racconta le barzellette sui carabinieri? Fin lì. Succede a Venezia, uno va in farmacia, dice un'aspirina, e porta un'aspirina sica grande. E dice, beh, bastava. No, dice qua a Venezia tutto largo, dice aspirine grandi. E adesso che ha bisogno di qualcosa? Sì, dice, del colirio. Arriva con un bottiglione da 5 litri. Ma scusa, mi basta una cosa piccola, dice. Ascolta, qua a Venezia, Nantri, tutto largo, tutto grande. Ho bisogno di qualcos'altro? Guarda, magari ho bisogno delle supposte, ma vado a Padova, tolle. Parliamo di un cibo polesano, madrina, le anguille del Po. Buona, le piace l'anguilla? Per tutti voi, le anguille del Po. Ti voglio raccontarti un pescatore che passa la sua vita lungo il Po. Di giorno lo percorre sulla barca, di notte cosa faccia non lo so. Pesca luce d'alborelle ma si salta con l'anguilla che a Milena piace tanto da morire.
tranquille del pop. Adesso l'ultima canzone, ma dopo avremo un'altra due finali e dopo che è un finale a sorpresa, quindi state con noi, state con noi. Un collega di Don Massimo, sindaco Barison, ne sta a dirlo questa, arriva a Panarella e seccata, insomma, uno che arriva alla mattina e gli dice: Don Carlo, mi battesalo il gatto. Cosa? Gli dice, battesare un gatto? Ma mai al mondo non si battesa mica i gatti, si battesa i cristiani. Dai, Don Carlo, so che il gatto a fare il quarto nuovo da Cesa, che dago 10.000 euro. Ma no, non si può, ma dai, a chi dago 15? Ascolta, va bene, però chi lo sappia nessuno, mi te batteso il gatto, dopo te può pensare sto parroco, adesso bisogna andare a colloquio col vescovo, come farsi a contarghe cos'ho fatto, co accettà 15.000 euro, però l'ho fatto fin de bene, dice. Infatti va dal vescovo, che conta, cosa è successo? E viene uno, e dice, mi ha mandato a battezzare il gatto. Cosa? Dice il vescovo, e ti gatto battezzato? Allora mi ha proposto da mettere a posto il quarto della chiesa, scheia, Panarella, te sa che nemina. Bene, dice il vescovo, ha fatto un'opera buona per il tuo paese, dice. Piuttosto, quando che è ora da cresemarlo, dighe che venga a parlare con me. E adesso vi facciamo sentire una canzone che qui che segue i Bontemponi sa che è una delle canzoni più famose. Addirittura nel 2014 la canzone più richiesta da tutti gli ascoltatori del Triveneto a Radio Sorriso, e la parla di un strumento che fa girare il mondo. La Filomena!
Vara che fa il furbo Tomarilla de Drio, Anche l'altro in castigo stasera. E lui invece le fa il furbo. Le piccole, ma la Pirino, la peste. Allora, abbiamo un dono da regalare a due associazioni che sono veramente dei grandi amici e che in ogni occasione importanti ci aiutano, e sono l'Associazione Ricreativa Bottrighese, vorrei qui il presidente o un responsabile, e il gruppo sportivo di Bottrighe presieduto da Giuliano Romanin. Venite qui con noi. Anche 15 giorni fa, quando abbiamo organizzato il raduno regionale del folklore, abbiamo chiesto: da soli non ce la facciamo, ma se il gruppo sportivo e l'Aribo ci aiutano, ce la facciamo, e ce l'abbiamo fatta. È vero, Presidente? Io vorrei anche il Presidente regionale Martina Torresan, la dottoressa Torresan, Presidente di Venetnia, qui sul palco con noi, che è arrivata da Montebelluna. Caro Giuliano, lo so che non vuoi parlare, parlo io. Allora io ti stringo la mano e tu apri la bocca. Fai. Guarda il pubblico. Sì, grazie. Ma apri la bocca però. No, quando te strucco ti fa il verso. Guarda il pubblico. Grazie a tutti, grazie. Giuliano, grazie gruppo sportivo. Vi abbiamo fatto un'immagine da una fotografia di Bottrighe realizzata da Michaela Bagattin, un giorno che c'era l'arcobaleno in piazza. C'è il simbolo della vostra associazione, gruppo sportivo APS Bottrighe, associazione tipo una Proloco. Grazie Giuliano, grazie a tutti gli amici del gruppo sportivo di Bottrighe. Stessa cosa con il simbolo dell'Aribo all'Associazione Ricreativa Bottrighese, stessa fotografia, stessa immagine con il vostro simbolo. Grazie anche voi di tutto. Tra l'altro Fabrizio è anche il nostro delegato del sindaco, quindi parli tu per l'associazione. 1 minuto in 30 secondi, grazie. No, io vi ringrazio, sai che quando c'è qualcosa da fare per la scuola materna noi siamo sempre presenti. A Bottrighe siamo in tante associazioni, però abbiamo fatto vedere che il 14 che c'è stato il raduno Veneto, che unendo le forze si lavora meno e si ottiene di più. Volevo fare una comunicazione, adesso c'è anche il sindaco Massimo, visto che stasera parliamo di ospedali, parliamo di beneficenza e così. Leggo in questi giorni che abbiamo un problema dell'ospedale di Adria, che vogliono chiudere la sala parto. E allora io dico, visto che ci sono parecchi sindaci presenti, se ci comportiamo come associazione, che ci mettiamo tutti insieme e portiamo la nostra voce per salvare il nostro ospedale, sarebbe una buona cosa. E lo dico non come consigliere comunale, ma come padre di famiglia che ho 2 figlie e non posso immaginare che un domani che hanno bisogno di prendere su, andare a Chioggia, andare a Rovigo, e non posso pensare quindi a Porto Tolle e Polese Camere che abito ancora più lontano. Qui vedo che c'è il senatore Amidei, spero che senatore lei è il nostro portavoce a Roma e si faccia valere e si faccia sentire il nostro calore a Roma, che Adria non è un paese sperduto in mezzo al monte, ma siamo 18.000 abitanti, abbiamo già problemi di lavoro che i nostri giovani vanno via, in più il problema dell'ospedale, cerchiamo di salvare quello che è sempre stato il fiore dell'occhiello di Adria. Grazie a tutti, buonasera. Devo dire che quando hai proposto le associazioni, le nascite, pensavo che tu volessi che le Bontempone si mettessero all'opera per fare nuovi figli. Scusate dello sfogo, però è doveroso dirlo. Cioè, dobbiamo essere tutti uniti, tutti i cittadini, per ottenere il nostro ospedale. Grazie a tutti. Grazie Fabrizio. Cara Presidente Martina Torresan, un nostro artigiano, ha creato non solo la Madonnina che le abbiamo dato, ma questo qui in bronzo raccoglie un calco in gesso della nostra chiesa nel 150° di costruzione della chiesa attuale. Questo bronzo diventerà scuro per valorizzare appunto
quello centrale è la chiesa. Grazie Martina, Grazie. grazie Presidente di essere venuta a Bottrighe. Grazie. Ha il suo peso, vuoi che te la tenga? Ce la faccio e con piacere sono qua 14 giorni dopo sul luogo del delitto, dopo il giorno del raduno e credo sia una bellissima manifestazione di come il folklore può farsi promotore di serate benefiche e di buoni scopi, ecco, che riempiono il cuore di gioia. Ecco, quindi si è parlato di profumo di buono, il Papa parla di pace disarmata e questa sera sicuramente si parla di fare del bene che serve tanto in questo momento, quindi grazie e bello che il folklore si faccia appunto strumento per questo scopo nobile. Grazie. Grazie Presidente, grazie. Tra le nostre idee, per allargare i nostri orizzonti, abbiamo detto vanno bene le madrine, ma troviamo un ruolo anche per valorizzare dei giovani che hanno una presenza istituzionale, associativa nel nostro Polesine. Questa sera voi sapete che come tutti gli anni dedichiamo il premio La Colonna ad un nostro concittadino che si è distinto in diversi ambiti del volontariato, dello sport, dell'imprenditoria, però non saremo noi a consegnare le nostre mani, ma vi vogliamo presentare chi consegnerà il premio alla Colonna ed è il dottor Edoardo Bottacin. Tra i più giovani direttori d'Italia di teatro è il direttore del Teatro Sociale di Rovigo. Grazie. Buonasera a tutti. Allora invitiamo il premiato. Il premiato è Nicola Gennari. Nicola Gennari è diplomato perito meccanico al Polo Tecnico di Adria, imprenditore di successo con un passato da dipendente e manager di azienda sino a 38 anni. Nel 2009 è stato fondatore, oggi amministratore di Soladria, gruppo Sime, azienda con 70 dipendenti specializzata nella progettazione, installazione e accumulo e manutenzione di impianti fotovoltaici, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Oltre all'attività imprenditoriale, nel 2011 è stato eletto consigliere comunale con delega del sindaco per Bottrighe. È stato presente in svariate iniziative del volontariato svoltesi in paese, partecipando ed organizzando per anni la festa della birra con l'associazione calcistica River Team e poi con la polisportiva Doriano Gallo, di cui ha fatto parte quale dirigente calcistico. Da sempre è disponibile, in cui necessita la sua collaborazione, alle attività ricreative di Bottrighe e del territorio. Grazie, perito Nicola Gennari. Passiamo il premio al dottor Bottacin che lo consegna. C'è la colonna di Bottrighe e c'è scritto Premio La Colonna 2026 all'imprenditore Nicola Gennari per l'infaticabile e benemerita opera sociale nella comunità bottrighese e nel territorio. Bottrighe, 27 giugno 2026, gruppo folcloristico Bontemponi. Mi sembra strano, è stata una sorpresa qualche mese fa quando mi hanno comunicato questo premio, diciamo, questo riconoscimento, questo ricordo, perché vuol dire ricordare un po' alcune cose. È stata una sorpresa enorme, perché comunque io sono andato a vedere la lista delle precedenti colonne e sono tutte persone che avevano la mia grande stima. Io ho solo due fortune. Sono nato a Bottrighe e a Bottrighe si lavora, tutti lavorano tantissimo.
Io lavorando ho avuto un po' più fortuna, quindi ho fatto solo qualche volta, ho cercato di dare una mano a qualcun altro che come me lavora tantissimo, ma magari gli è andata così, fa associazionismo, associazioni, ci diamo da fare, sono un po' come voi, da Bottrighe. Grande. Edoardo, è stato un piacere averti qui. Sappiamo che hai una lunga carriera sicuramente partendo dalla città di Rovigo, penso che vi conoscete benissimo con il sindaco cittadino. Ho visto che eravate sui giornali in questi giorni, ci sono dei progetti anche regionali e quindi viva i teatri, viva la cultura, è importante, sosteniamola. Prego. Grazie dell'invito, Presidente, e complimenti a tutti voi per questa bella serata. Io mi sento di lasciare un messaggio, nel senso che noi questa sera parliamo di folklore, quindi di cultura popolare. C'è l'idea che spesso il teatro sia cultura alta, colta, ma non nasce così il teatro. Nell'Ottocento, quando si andava a messa, capitava di sentire la marcia dell'Aida durante la comunione o l'addio del passato della Traviata alla fine della messa. Questo perché l'opera nasceva come strumento di divulgazione per il nostro popolo, tant'è che Nabucco di Verdi poi è una delle opere che ha fatto furore nel Rinascimento, no? Viva Verdi come Vittorio Emanuele. Quindi non è che siamo mondi così distanti, voi portate in giro quella che è la cultura del nostro territorio e vorrei che tutti noi pensassimo anche al teatro come un luogo aperto a tutti, è quello che proprio con Valeria e con la sua amministrazione cerchiamo di fare, pensare a una cultura vicino a tutti, lo abbiamo fatto con il Coro di Voci Bianche, con tante iniziative che mirano proprio a sensibilizzare il teatro non come un luogo di alta cultura, un luogo chiuso, ma un luogo di ritrovo per tutti voi, quindi vi aspettiamo con grande piacere al Teatro Sociale di Rovigo, questo è il mio messaggio pubblicitario. Ecco. E grazie direttore, a tutti, abbiamo grazie. un pensiero, eccolo qua, il cuoricino Grazie. del raduno regionale del folklore Grazie. e il nostro CD, il nostro quinto E CD. adesso torno a casa e lo ascolto tutto. Benissimo. Grazie ancora. Grazie dell'invito, ancora, complimenti, bocca al grazie, lupo in bocca per al lupo tutto. per tutto. Grazie. Allora il gran finale, con la sorpresa finale, sono due canzoni in una. Perché due canzoni? Sarebbero due finali. Una ve lo posso confidare anche per la nostra madrina, che così porta a conoscenza, che nel 1930 fu realizzata un'operetta a Bottrighe da due grandi, un musicista e un paroliere, il professor Vito Rossati e il maestro Danilo Venturi per la musica. Un'operetta con 250 personaggi sulla vita satirica del paese. Furono fatte due edizioni nel 1930 e nel 60. Grazie alla maestra Alessia Leccioli stiamo recuperando tante parti che furono bloccate a Roma dalla censura. Non abbiamo capito perché era il periodo fascista e quindi non sappiamo il motivo, ma ci arriveremo. Terminava con l'inno al nostro paese o Bottrighe. Stasera faremo 2 per 1, facciamo il finale e poi l'altro finale e poi la sorpresa. Grazie ancora. E me mama la vol saber. E me mamma la vol saber quanti baci me dà il mio ben al ciar de luna. E me mamma la vol saber quanti baci me dà il mio ben
disca un bel letto, 4 tole, un cavaletto e se robalta. E la disca un bel letto, 4 tole, un cavaletto e se robalta. E la disca un putin, ma le fiole so così la se vergogna. E la disca un putin, ma le fiole so così la se vergogna. E la discla gala nel male, quel de sopra delle, questo è il pegno. E la disca gala nel male, quel de sopra delle, questo è il pegno. E la disca ha un bel cul, ma è grosso come un baule, un'ottomana. E la disca un bel cul, ma è grosso come un baule, l'ottomana. E la disca il corai, mai e croste del formai la se vergogna. E la disca il corai, ma le coste del formai la se vergogna. E la disca il moroso, ma l'uvecchio pioccioso e galarogna. E la disca il moroso, ma lo vecchio pioccioso e galarogna. E mi so giovani, che mi piace il piccerin in compagnia. E mi so giovani, che mi piace il picciarini in compagnia. Vegnarasco San Martin, bevare un filon de vin, fare una zucca. Vegnarasco San Martin, bevare un filone de vin, fare la ciucca. San Martin desarriva, la tempesta la lancia va tutta la ua. San Martin les arriva, la tempesta la lancia va tutta la ua. Per chi suona la mezzanotte, salutiamo le ragazzotte che andiamo a casa. E chi suona la mezzanotte, salutiamo le ragazzotte che andiamo a casa. Qui sotto il cielo
Pizzeri, fuoco le polveri! Grazie a tutti. Grazie.